Il primo detenuto ha iniziato da un mese a lavorare nella cucina di un hotel veneziano. Altri sono in fase di formazione con ampi margini di inserimento nel settore alberghiero cittadino, 8.000 posti di lavoro con un turnover continuo di circa l'8% del personale. Naturalmente sono previsti criteri molto rigidi ed un'attenta fase di valutazione del comportamento del detenuto prima di rilasciare l'autorizzazione a svolgere l'attività lavorativa. Questa iniziativa ha trovato il favore istituzionale, quindi la Regione Veneto e l'amministrazione penitenziaria che insieme hanno provato a lavorare applicando delle best practices che sono quelle appunto del dimostriamo che come Stato che ha in custodia le persone possiamo far diventare quelle stesse persone che sono state condannate, quindi in qualche maniera relegate in un angolo della città, facciamo sì che queste persone diventino risorse. L'Associazione Veneziana Albergatori ha rilevato la valenza sociale dell'iniziativa, un'occupazione fissa e una leva importante per evitare recidive e per aiutare veramente i detenuti in un reinserimento. Il primo detenuto di Santa Maria Maggiore che sta lavorando in hotel deve scontare ancora 1 anno e mezzo di detenzione, ma risulta motivato a reinserirsi nella società. È molto interessante ogni giorno vedere questo ragazzo che è stato inserito in un percorso lavorativo all'interno di un albergo veneziano svolgere la sua giornata come un comune cittadino, uscire dall'istituto penitenziario a un orario ben definito, andare comodamente, serenamente al lavoro insieme a tutti gli altri cittadini che la mattina si recano al posto di lavoro e la sera rientrare soddisfatto, e quello che mi colpisce è che ogni giorno mi dice grazie.